anche purtroppo la festa del consumismo. Se pensiamo, dicono le statistiche, pensate che ognuno di noi spende di tutta la spesa annuale un quarto lo spende nel periodo natalizio, ma questo consumismo diventa fine a se stesso se non è finalizzato anche al senso della solidarietà. Ed è questo un po' il motivo di questo incontro. I bambini sono quelli per i quali esiste il Natale, che danno un senso al Natale con la loro amore per la famiglia, per lo stare insieme, quelli che danno un senso all'incontrarci. E quindi questa è una festa per loro ed è una festa pensata per la solidarietà, pensata per i bambini che vivono nel terzo mondo, ai quali penso all'associazione Save the Children, che è stata fondata, pensata nel 1919 e si occupa in 119 paesi dei bambini che purtroppo ancora oggi, sembra una cosa tristissima, assurda da dire, muoiono di fame. 5,9 milioni ogni anno tra i 0 e i 5 anni muoiono perché non hanno cose da mangiare o per malattie che per noi sono banali, come l'influenza, come la tosse o la diarrea. E quindi per questi bambini Save the Children